lascio la parola a Valentina Cherubini, la ringrazio per essere arrivata. È consulente certificato dello standard Family Audit, che oggi appunto, come vi dicevo, è quello principale, più diffuso nel nostro panorama nazionale. Lascio la parola. Grazie, è un piacere essere qui proprio per dare anche il nostro, diciamo, punto di vista esperienziale. Non vedo però le slide. Le vedo. Sono partite, benissimo. Allora, mi piaceva proprio il punto di vista che abbiamo condiviso, quindi effettivamente anche la nostra certificazione Family Audit, una certificazione family friendly, parte proprio dal concetto di arricchirsi rispetto alle altre che abbiamo sentite e dare un contributo di metodologia e di processo magari differente. Quindi in questo caso scendiamo nel concreto, dicendo che Family Audit è un marchio registrato della provincia autonoma di Trento, che diviene quindi ente certificatore. Ma essenzialmente, se vogliamo scendere poi nel vivo, Family Audit è uno strumento di management prima di tutto, che ha una visione bottom up però, proprio perché vuole attivare, quindi l'hanno già detto i colleghi precedentemente, un cambiamento culturale, perché di questo parliamo, ma partendo da una dinamica di ascolto attivo dei dipendenti e da una fotografia costante del dato. Quindi per creare qualcosa di innovativo in azienda si parte da una fotografia e si considera l'elemento dell'ascolto attivo come elemento propositivo di un piano di azione concreto. Cosa porta? Sostanzialmente benessere, diciamo, dei dipendenti e di conseguenza delle loro famiglie. Ci aiuta la conciliazione, il tema un po' base se vogliamo, ma sicuramente altrettanto base è quello del bilanciamento dei carichi familiari, come hanno detto precedentemente. Sicuramente se non si agisce in una logica di intervento culturale sulla condivisione dei carichi familiari, perdiamo di significato rispetto a un'assenza più ampia. Ma tutto questo ci porta anche al tema di oggi, che è una promozione concreta sul campo e fattiva delle pari opportunità, collegandoci a una crescita aziendale, perché nulla nasce se non per portare profitto, diciamo, un business, come dicevano prima, rispetto all'azienda. Quindi il clima migliore mi porta anche ad un profitto più alto in azienda. Quindi ragioniamo in una logica win-win, quindi in cui ho un adeguato bilanciamento rispetto agli interessi dei dipendenti e alla crescita dell'organizzazione stessa, sia essa pubblica o privata. Qui ci rivolgiamo trasversalmente. Aggiungiamo però un altro tassello importante, cioè il benessere poi del territorio. Quindi io vado a raggiera, benessere del dipendente, profittabilità dell'azienda, ma anche ricaduta in logica di bene comune. Ne abbiamo parlato molto anche, è un tema, diciamo, in auge in questi ultimi tempi, però realmente quello che facciamo con il Family Audit porta dei benefici al territorio, perché il territorio viene incluso nella logica di piano di intervento. Questo è importante. Quindi quando parliamo di tutti questi aspetti precedenti, sicuramente non posso dimenticare il fatto di creare un impatto sociale. Cosa facciamo? Cioè incrementiamo una dinamica di occupazione femminile, quindi una concretezza della pari opportunità che ha possibilità di avere, lo vediamo nel benchmarking che analizziamo poi annualmente, mi porta a una crescita dell'inserimento occupazionale delle donne, mi porta ad una presa in carico di posizioni più strutturate, di maggior valore, una gender equality a livello proprio di stipendi. Di conseguenza il territorio ne ha una ricaduta anche come incremento della natalità, perché questo poi è un tutto tondo che porta. Quindi una sinergia fattiva e concreta dei vari attori, sia dell'azienda che del territorio, per un supporto, per politiche di supporto alla dinamica familiare. Qual è però, rispetto a un po', per dare anche una visione differente, giustamente, capire un po' la peculiarità di questa certificazione?
Una fotografia strutturata, come vi dicevo, iniziale, molto molto concreta, poi vediamo un po' gli indicatori, quantitativa, ma anche una mappatura qualitativa, ovvero una mappatura delle aspettative della situazione dei dipendenti rispetto a quelli che possono essere i punti di miglioramento, così come una situazione, un questionario di indicazione rispetto a quelle che sono le situazioni di conciliazione presenti in azienda, che è un dato che spesso non abbiamo di default, se non per i carichi familiari o gli assegni familiari che oggi non passano neanche più dall'azienda, per esempio. Quindi questo è un esempio. L'ascolto attivo poi del gruppo di lavoro che si viene a creare mi porta a sviluppare un piano di attività effettivo, concreto, azioni 20, 22, 25, definiamo quelle che sono quelle necessarie che il gruppo di lavoro identifica per sviluppare appunto sartorialmente quello che è il futuro dell'azienda su questi temi, che risponde davvero all'esigenza non tanto di un obiettivo on-off che viene dato alla certificazione, ma un piano strutturato di azioni personalizzate. Questa è la differenza, se vogliamo, probabilmente. Sintetizzo adesso, però il processo di certificazione quindi ha tutta una fase preliminare che è importante, tutta questa analisi del dato, analisi questionari che è molto importante, per partire poi con un gruppo di direzione iniziale che dà il go live alla certificazione, diciamo, e un gruppo di lavoro interno che va a definire quello che è il piano di intervento che viene poi approvato dalla direzione. Essendo validato sicuramente dal Consiglio dell'Audit, che è uno, vedete, degli attori coinvolti. Quindi l'ente di certificazione è la Provincia di Trento. Il Consiglio dell'Audit è un comitato per la tutela della qualità del processo del Family Audit, di cui è owner, anche in questo caso la Provincia Autonoma di Trento, ed è composto, anche qui un elemento caratterizzante, da realtà istituzionali, mondo accademico, economico, associazionismo, tutto quello che diciamo è un gruppo, un comitato che valida ufficialmente il piano delle aziende finali. Quindi tornando a quello che vi dicevo prima, quindi la prima parte di identificazione del processo, di fase preliminare, gruppo di direzione, gruppo di lavoro che studia, dopo vediamo anche meglio la parte di gruppo di lavoro, quelle che possono essere le azioni che rispondono alla fotografia iniziale del dato, alle aspettative e alle indicazioni fornite dagli incontri 4-5, quelli che possono essere con il gruppo di lavoro, fino ad arrivare alla certificazione vera e propria. C'è una fase attuativa nei 3 anni e poi un costante miglioramento, vedete, nelle fasi di mantenimento e consolidamento dello stesso piano o di azioni che possono essere migliorate negli anni sostanzialmente. Quindi è un incremento che, vedete, dura negli anni. Oltre alla parte di consiglio dell'audit, diciamo, gli altri attori sono i consulenti valutatori, sostanzialmente in questo caso io sono consulente certificato, rispondiamo a un registro specifico, siamo all'interno, siamo iscritti a questo registro, quindi il consulente nella funzione standard appunto supporta l'organizzazione dall'inizio, dall'analisi del dato, supporta i gruppi di lavoro, segue gli incontri con la direzione, diciamo accompagna nel semestre fattivo più tutta la parte di analisi iniziale l'azienda. Il valutatore arriva una volta che è definito il piano di azioni per seguire appunto la conformità al processo, quindi valutare anche l'impatto di quelle che sono le misure contenute nel piano aziendale. Ho voluto specificare meglio però la parte di organizzazione, quindi come dicevamo è un processo che parte dal basso, in cui davvero l'ascolto attivo del lavoratore, delle esigenze del lavoratore è un elemento caratterizzante. Gruppo di direzione ha diciamo, il legale rappresentante ovviamente ha una funzione formale, il gruppo di direzione c'è un incontro iniziale e un incontro finale in cui ci si dà all'inizio un po' il mandato dell'intervento e si ingaggia la direzione sull'importanza e diciamo sulla necessità poi di validare il piano di azioni finale. Viene dal gruppo di direzione anche approvato quello che è il cluster dei componenti del gruppo di lavoro interno e ci si ritrova poi alla fine di nuovo appunto per l'approvazione del piano.
Il gruppo di lavoro interno è tale perché prevede appunto, come vi dicevo, un coinvolgimento davvero attivo dei partecipanti, dei lavoratori, degli occupati, delle lavoratrici nel processo di certificazione e nell'elaborazione, nella proposta del piano. Gli aderenti però, per essere veramente un gruppo propositivo, non è un gruppo sindacale, lo diciamo sempre, è un mandato che io do all'inizio, cioè chi partecipa al gruppo di direzione lo fa in volontà, lo fa per migliorare la propria situazione, diciamo, quale lavoratrice, lavoratore, e collaborare alla crescita dell'azienda. È un tavolo propositivo, quindi io partecipo come, vedete qui i portatori di interessi, ne abbiamo citato anche prima, sono diversi, quindi ho generi differenti, esigenze di conciliazione differenti, genitori, posso avere genitori con figli, invece chi ha magari la 104, chi ha necessità di assistere i genitori, quindi esigenze di conciliazione diverse portate sul tavolo, ruoli aziendali diversi. Ho il responsabile, ho l'operaio, ho l'impiegato, quindi ruoli differenti perché portano sensibilità differenti, anzianità magari differenti in azienda, il nuovo assunto, chi invece è da molto tempo, chi mi porta anche differenti sedi, la voce delle differenti sedi dell'azienda, perché nelle differenti sedi ho esigenze differenti, quindi commesse differenti, quindi la diversità del tavolo è fondamentale, ovviamente portato avanti rispetto a una supporto sia del referente interno del Family Audit che nostro come consulenti. Quindi il tavolo stesso si trova già in mano con un modello di rilevazione dati, vedete è molto ampio, gli indicatori appunto toccano varie fasi, proprio perché tutta la parte anagrafica, ma tutto quello che riguarda la flessibilità, la gestione dei permessi, le ferie, gli straordinari, le formazioni, il numero di assunzioni nell'anno, le crescite, quindi insomma questo ci dà già una foto molto importante iniziale. Poi questo viene mantenuto ogni anno, l'azienda la deve aggiornare, questo è un elemento importantissimo, a cui si suggerisce spesso di aggiungere appunto un'analisi del fabbisogno di conciliazione, che possono essere appunto un questionario in vari modelli, in varie strutture, e anche rispetto alle aspettative. Posso avere una prima mappatura di quello che è la voce di tutti i dipendenti. Dove agisco? Agisco su 6 macroambiti e diversi campi di indagine collegati. Quindi il piano di azione prevede appunto di lavorare nell'organizzazione del lavoro, a parte degli orari, permessi, processi di lavoro, luoghi di lavoro, tutte azioni concrete che devono sviluppare nei 3 anni successivi con tempistiche diverse, ma elementi concreti di sviluppo nel primo anno, nel secondo anno, nel terzo anno. E questo è anche oggetto di valutazione annuale. Lavorare poi nella cultura aziendale, nel diversity, nell'inclusion, quindi tutto questo aspetto. La comunicazione è altro aspetto, elemento importante, sia interna che verso l'esterno, verso il territorio. Tutta la parte del welfare aziendale, che ha avuto un'esplosione un po' negli ultimi anni, ma ragionare sia in contributi finanziari che la società, l'azienda può fornire, benefit, che servizi ai lavoratori familiari, anche a costo zero, creando magari reti tra aziende nel territorio, anche questa è una dinamica molto importante. Welfare territoriale e nuove tecnologie. Se non ho la parte hard delle nuove tecnologie, anche qui difficilmente posso portare avanti anche degli strumenti che sono nelle azioni precedenti. Quindi una connessione, un piano organico ci porta a sviluppare effettivamente tutti questi campi di indagine. L'intero percorso quindi è valorizzato rispetto a strumenti periodici di indagine, come dicevo prima, non si fa solo una fotografia, vi assicuro che per le aziende, insomma, parliamo di aziende di diversa entità e diversa flessibilità anche interna. Ci sono aziende che hanno già l'ufficio del personale, ci sono aziende che magari si appoggiano a un consulente del lavoro, quindi è un lavoro anche metodologico importante che facciamo con l'azienda, di strutturare questo piano di indicatori che vengono monitorati annualmente, ma questo vi assicuro dà un beneficio concreto poi per arrivare anche a una chiarezza di indicatori che saltano all'occhio. Si vede il trend, c'è un benchmark analysis che viene fatto sia rispetto al trend interno dell'azienda negli anni,
come questi indicatori proprio anche sulle pari opportunità ci danno dei benefici, nel senso miglioramenti che ci permettono di maggiori crescite, maggiore flessibilità, elementi di conciliazione, benessere, minori malattie, utilizzo dei permessi strutturato, e comparandosi anche con le realtà analoghe, nel senso che dal momento che in portale vengono emessi dati, viene fornito un report che ci permette di avere l'indicazione rispetto a come l'azienda si colloca sia sul territorio, in Veneto appunto circa una cinquantina già di realtà sono presenti, però vedremo anche successivamente questo aspetto, che compararsi rispetto a realtà magari territorialmente diverse ma operanti nello stesso settore. Questi sono stimoli anche per gli interventi, le azioni che vogliamo mettere nel piano o le azioni che andremo a strutturare nelle fasi successive di mantenimento o diciamo di inserimento successivo. Quindi ci permette di definire una traiettoria di miglioramento veramente personalizzata, che risponde alle esigenze dal basso, ma che risponde anche alla volontà della direzione di sposare un orientamento aziendale chiaro, identificato, che possa portare a un miglioramento e verificare quindi il posizionamento dell'azienda come spinta di ulteriore, diciamo, percorso e crescita sia verso verso il dipendente, quindi maggior possibilità di essere positivo rispetto all'inserimento dei dipendenti nuovi, ad esempio, avere una migliore, portare la possibilità di avere una fidelizzazione dei dipendenti, e spesso, non vi nego, anche essere come elemento di non retribuzione pura, ma tutto quello che ha un contorno rispetto alla possibilità di avere dei benefici per il dipendente che va oltre la retribuzione pura. Bene, qui vedete tutti i contatti, sostanzialmente Trentino Famiglia è il sito, ma vedete c'è anche un video molto bello su YouTube che spiega effettivamente in pochi secondi, in pochi minuti, diciamo, la struttura della certificazione. Io vi ringrazio e siamo a disposizione con tutti i contatti per ulteriori approfondimenti.